...72 edizioni di storia per una gara nazionale come quella del Gran Premio Varignana. Cari amici su Sky Sprint, noi vi diamo il benvenuto veramente dai Colli Morognesi, da Osteria Grande, questa frazione del comune di Castel San Pietro Terme, dalla ditta Cablotech che vi stiamo facendo vedere per quello che sarà proprio il quinto Gran Premio Varignana. 72 edizioni per quale motivo? Perché negli anni 50 nacque la Coppa Varignana da un gruppo di amanti di questo sport, di amici di questo mondo che è quello delle due ruote. Vinse un atleta di casa di Castel San Pietro Terme, Sergio Dal Fiume. Pensate, da lì a poco se ne sarebbe andato per un incidente mentre ovviamente si stava allenando, e da lì poi arrivò e nacque la società, la Sergio Dal Fiume, che ancora oggi porta avanti questa tradizione. Ha cambiato nome, ecco perché il quinto Gran Premio Varignana non è più Coppa Varignana, ma comunque sia la sua importanza rimane sempre presente. Non è solo il quinto Gran Premio Varignana, ma è anche il Memorial intitolato a Walter Golfieri, il trofeo Cablotech. Walter Golfieri con la sua famiglia l'ha fondata nel 1993, la Cablotech, questa ditta di Osteria Grande, da dove ogni anno ormai parte questo Gran Premio della Varignana e che ospita le operazioni che state vedendo del pre-gara. Quindi un grande ringraziamento alla famiglia Golfieri, al figlio Massimiliano che porta ancora avanti questa grande passione, e alla società Sergio Dal Fiume del presidente Giancarlo Merighi, che era lì in bicicletta anche lui il 10 di aprile del 2023, quando purtroppo Walter Golfieri ci lasciava per via di un incidente a Massa Lombarda mentre stava facendo ciò che amava, una passeggiata in bicicletta con i suoi amici. Un incidente fatale, purtroppo lo strappava ai suoi cari, e Giancarlo Merighi, il presidente della società organizzatrice, era presente lì. Si stanno susseguendo le varie presentazioni in squadra, abbiamo visto anche via via altre formazioni. Questa è la formazione di casa, la formazione tanto cara al territorio, come potete vedere anche sulle maglie, la ditta Cablotech, la formazione che si chiama Bologna Bike Academy Biotraining, che sta praticamente salita sul palco per la sua presentazione. Ricordiamola anche quello che è il percorso, no? Perché saranno diversi chilometri che dovranno percorrere questi ragazzi e diversi circuiti, perché ve lo spieghiamo nel dettaglio. È il terzo anno che noi ovviamente vi raccontiamo questa corsa e siamo presenti qui, quindi il primo circuito intorno a Osteria Grande con i vari traguardi volanti che vedranno ovviamente praticamente il primo circuito. Poi si andrà verso Castel San Pietro Terme e da lì ovviamente il secondo circuito, dove praticamente dovranno percorrerlo anche lì 6 volte, come 5 volte invece quello di Osteria Grande, 6 volte quello di Castel San Pietro Terme. Poi si andrà verso il Gran Premio della Montagna, il primo, quello di Liano, e poi dopo quello si andrà ovviamente il secondo, quello di Casalecchio dei Conti. Si entrerà nel circuito finale corto di Varignana. È una corsa veramente molto impegnativa, non sembra, però in realtà è veramente molto impegnativa. I chilometri totali sono sono in totale 136 i chilometri ovviamente che dovranno percorrere in questa manifestazione. Tutto pronto per quello che riguarda la partenza proprio dalla ditta Cablotech. Abbiamo un po' visto, poi parleremo anche di chi sono alla via, perché sono esattamente 136 atleti. Qui stiamo vedendo, eccolo qui il presidente Merighi che è pronto, ecco, l'abbiamo visto. Vediamo anche Matteo Pesci della Biotraining che è presente, come non potrebbe essere adesso. L'abbiamo visto anche Massimiliano Golfieri, figlio di Walter Golfieri, che abbiamo detto ci ha lasciato, ma sempre molto presenti. Le foto di rito prima del via alla bandiera a scacchi, che quindi darà il via ufficioso. Ci stiamo spostando con la corsa. Sono quindi, diciamo, partiti di 136 atleti, diverse le formazioni al via. Abbiamo visto prima tra le formazioni che potrebbero essere protagonisti la BS Carrera Premac, che ha Tommaso Dati, Iacomoni, che hanno fatto un mese di agosto incredibile, possiamo dirlo, senza alcun dubbio. Occhio alla Beltrami, che è una formazione che qui ha sempre fatto molto molto bene.
Poi ci viene da dire una delle formazioni favorite, il Team Opla, chiaramente di Stefano Roncalli, che ha sicuramente Bruno, ma esce fuori anche con gialli da un momento positivo come il Città di Lucca. Siamo al chilometro zero per quello che sarà il via, e anche il Team Tecnipace in Emilia Romagna di Francesco Chicchi per quello che riguarda le formazioni. Pronti, tutto pronto per il via ufficiale, partito questo quinto Gran Premio Varignana per quello che concerne questa quinta edizione. Vi andremo a raccontare quelli che saranno i chilometri, i vari percorsi. Abbiamo detto ci saranno traguardi volanti in tutte le frazioni che verranno attraversate dalla corsa, ma noi ne prendiamo subito atto per fare anche quelli che sono i ringraziamenti, ad iniziare ovviamente dalla ditta Cablotech, abbiamo detto, della famiglia Golfieri, nata nel 1993, poi ovviamente al Palazzo di Varignana, al resort di lusso, mentre qui c'è il primo scatto della giornata portato da un corridore tra i più esperti del gruppo, Federico Guzzo della Padovani, formazione che è tornata nel mondo dilettantistico con forza quest'anno e ha tra le sue figure di spicco anche un dirigente come Alessandro Petacchi. Siamo proprio a Osteria Grande, prima siamo passati davanti alla ditta Cablotech per il traguardo volante, primo traguardo volante che quindi se lo va ad aggiudicare Federico Guzzo della formazione della Padovani, la formazione che quindi abbiamo detto tra i dirigenti può vantare l'ex professionista e velocista spezzino Alessandro Petacchi, società che oggi è diretta da Matteo Paiola, mentre passa il gruppo in questo momento ritardo di 13 secondi, quindi vicinissimo. Abbiamo detto prima, facciamo ringraziamenti per quello che riguarda il Palazzo di Varignana, per resort di lusso, alla CRIF e alla Agrivar, che ovviamente si occupa dei veti, anche della cantina per quello che riguarda sempre Palazzo Varignana. Altro ringraziamento per il gruppo CONAMI, che è il Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunali, che è un consorzio di 23 comuni che si occupa si occupa della fornire assistenza nell'ampliamento e nella realizzazione dei servizi sul territorio. Siamo intanto giunti al 16° chilometro di gara, da fermo come stiamo vedendo. Due uomini sulla testa della corsa, abbiamo visto passare e transitare prima Gairo Francesco Rossi del team Gragnano, con lui Brando Baldacci della ciclistica rostese. Siamo di nuovo a Osteria Grande, il ritardo prima del gruppo era di 15 secondi, andremo ad affrontare il secondo traguardo volante proprio di questo primo anello qui nella zona di Osteria Grande con i due uomini. Siamo al 21° chilometro di gara, qui invece siamo già con le nostre immagini e lo va a vincere Rossi della formazione del Gragnano di Patron Palandri, che è in gara. Tra l'altro la famiglia Palandri è anche sponsor di questa manifestazione. Dietro si muovono anche le maglie della formazione della BS Carrera di Dario Nicoletti, Nicola Rossi, che quindi sta pilotando il plotone. Il ritardo del gruppo è già salito, incredibile, ma vero, a 1,15, e qui siamo di nuovo ripiombati sulla coppia al comando. Maglia della Gragnano giallo-nera, quella della formazione lucchese della Gragnano, ovvero per, abbiamo detto prima, Gairo Francesco Rossi e Brando Baldacci della ciclistica rostese. Siamo al 30° chilometro di gara, come abbiamo ricordato praticamente in precedenza. Una gara che quindi prevede, questo stiamo affrontando il primo anello, però noi contiamo anche con quello che sono, ovviamente ringraziamento anche per quello che riguarda il patrocinio del comune presieduto dalla sindaca Francesca Marchetti, al suo secondo anno qui per la gara, dopo le elezioni vinte per quello che riguarda il 2024, lo scorso anno. Ringraziamento ovviamente anche alla SOS, mentre qui siamo intanto dietro con le immagini del gruppo che ora ha un ritardo che scende un po', 1,11, formazione di casa, formazione della Bologna Bike Academy, come abbiamo visto. Ringraziamento, dicevamo, alla SOS Format Graphics, ringraziamento anche per la Berardi, al gruppo Natali, a Callegari, alla Lem Supermercati, questo ovviamente oltre che ovviamente al gruppo Terre e Motori, che ovviamente insieme al gruppo Konami, sempre su quello che riguarda è un sistema integrato con i 23 comuni soci del Konami, e confermo ovviamente anche loro l'impegno per quello che riguarda l'affianco del Gran Premio di Varignana.
Siamo sempre intanto con gli uomini al comando, siamo giunti al 37esimo chilometro di gara con Baldacci che adesso saluta anche la nostra telecamera. Come dicevamo in precedenza, sono usciti su questo primo anello, vantaggio che oscillava dall'1,15 a 1,11, dietro c'erano diverse formazioni che stavano provando ad uscire da cercare di pilotare il gruppo, a quindi non far prendere troppo margine, però la corsa si snoderà e prenderà la sua parte principale probabilmente dopo i giri di Castel San Pietro Terme, con l'inizio della salita di Liano che sarà il secondo Gran Premio. Siamo sulla via Emilia, come possiamo vedere, penso sia uno dei posti scenografici più belli che si possano veramente vedere qui in questa gara, uno dei tanti, possiamo dire, posti belli, perché ci troviamo, abbiamo detto, sui colli bolognesi. Queste sono cose, sono delle chicche della nostra Italia e dell'Emilia, soprattutto dell'Emilia Romagna. Intanto il ritardo del gruppo che sale a 1,30 per quello che riguarda il gruppo. Qui siamo andati anche a riprendere con le nostre immagini dal gruppo. Abbiamo visto in precedenza fare l'andatura sul gruppo della Overall Tre Colli era Morello, adesso è stata una formazione invece toscana, la Polisportiva Tripetetolo di Massimiliano Dinucci, che sta prendendo in mano, sembrava Lorenzo Viviani che aveva preso in testa a fare l'andatura. Esce fuori da un buon momento di forma anche Viviani. Altri ringraziamenti per quello che riguarda la corsa, mentre qui siamo a Osteria Grande di nuovo, stanno parlottando Baldacci e Rossi. Penso che non ci sarà tanta lotta per i traguardi volanti, c'è l'intento chiaramente probabilmente anche di andare insieme. Ringraziamenti anche alla Biotraining per quello che riguarda di Matteo Pesci, che ovviamente è sempre presente, sempre vicino a queste attività, e ovviamente alla Banca di Bologna, alla Porte Finestre Rocca Falegnameria, alla Zirondelli Ragazzi Pedrini Arredamenti, al Forno di Osteria, alla Fattoria Verde e la Elio Mac, oltre che alla Terantiga. Questi alcuni ringraziamenti dalla corsa, oltre come quello che abbiamo fatto prima, ovviamente alla Criff, alla Agrivar, al Palazzo di Varignana, scusatemi. Mentre qui siamo dietro con le immagini, il traguardo volante vinto da Baldacci, abbiamo visto prima, vinto con il gruppo, in questo momento tirato dalle maglie della BS Carrera, la formazione lombarda, probabilmente una delle squadre favorite quest'oggi. Ritardo del gruppo, 1 e 35 secondi. Siamo sempre sul primo anello che compone questa gara, una gara che possiamo dire lo scorso anno fu vinta, e diciamo ci fece anche un po' piacere, perché le lacrime e la gioia all'arrivo, perché venivamo dalla settimana precedente, le lacrime per non essere riuscito a cogliere il successo di Emanuele Anzaloni. Noi lo salutiamo, Emanuele Anzaloni, che quest'anno è alla corte di Paolo Tiralongo, e l'anno scorso riuscì a vincere qui in Maya Technipes. Un urlo di gioia dopo aver veramente tanto penato per una stagione poco fortunata per lui. Siamo intanto al 53esimo chilometro di gara, con i due uomini sempre al comando, Baldacci con Rossi, da diversi chilometri ormai stanno viaggiando, e possiamo anche dire che per ora non c'è mai stato il minimo segno di voler fare volata per qualche traguardo volante. Probabilmente c'è questa cosa, abbiamo visto come parlottavano prima. Si ritorna davanti al passaggio, davanti alla ditta Cablotech della famiglia Golfieri, per andare verso il traguardo volante. Sembra essere davanti Baldacci, potrebbe prenderselo lui questo traguardo volante, e infatti se lo va a prendere proprio il corridore della ciclistica rostese. Arriva adesso una coppia, si muove qualcosa in questo momento sulla corsa, eccolo qui, arrivano due, altra maglia Gragnano, parliamo di un atleta sudamericano, José Álvarez Sarmiento della Gragnano, quindi un altro atleta straniero per quello che riguarda equadoregno per quello che riguarda la formazione del Gragnano, e Michelangelo Parisi per quello che riguarda la formazione
della Progit Cycling Team. Questi sono i due atleti, ritardo per loro di 1,38 sulla coppia al comando. Passa ora il gruppo, in questo momento sono le maglie della Beltrami TSA Tre Colli, 1,42 e riconosciamo la sagoma di Andrea Biancalani. Sta venendo via un drappello, Biancalani con lui Pietro D'Apporto del team Tecnipes in Emilia Romagna. Poi vediamo dietro chi è, vediamo di chi si tratta. A chiudere questo drappello Niccolò Costa Pellicciari, sempre Beltrami, però la formazione Beltrami TSA alla risorsa umana. Poi con lui viaggiano anche in compagnia di lui, ci sono Artur Amosov della Progit, quindi compagno di squadra di Parisi, e insieme anche ad Amosov c'è anche Riccardo Santamaria della ciclistica rostese. Si va a formare un drappello che sta prendendo un po' vantaggio sul gruppo. Ritardi, diamo anche i ritardi, 1,42 il ritardo di questi atleti che abbiamo appena nominato, poco distante il gruppo. Eccolo qui, arrivano anche le maglie della formazione della General Store. Eccolo che stanno arrivando, la formazione diretta oggi a Pierangelo Benvenuti, quindi importante assolutamente quello che stiamo vedendo. E a fare l'andatura in questo momento si tratta di Thomas Gamba, primo anno in categoria per il corridore della General Store, che già comunque ha fatto un primo anno molto molto interessante. Arrivano anche gli atleti della Monaco, quindi stiamo ancora vedendo proprio le immagini del gruppo. Siamo intanto tornati sulla coppia al comando, 63 km di gara percorsi in questo momento, sempre i due protagonisti di giornata, Rossi della Gragnano e Baldacci della formazione della Rostese. Da diversi chilometri questi due atleti sono protagonisti, bisognerebbe fargli gli applausi perché comunque sia si stanno rendendo protagonisti di questa gara, una gara che devo dire la verità, la prima volta che siamo venuti per raccontarvi questa corsa, abbiamo visto una corsa che è sempre più bella, perché il primo anno che l'abbiamo raccontata ci fu un finale, ed è il finale l'importante, perché da dopo Liano si arriva veramente a esplodere la corsa. Quindi probabilmente questi, i famosi autori della prima fuga, i fuggitivi della prima ora magari, o della prima parte di gara, magari non andranno in fondo, però si modifica la situazione, perché a 1,30 passano in questo momento due atleti. Wilson per Joseph Wilson della Zappi Racing Team, con lui viaggia il corridore dell'Unione Ciclistica Monaco, ovvero Patrick Torrison. Questi sono i due uomini che sono a un ritardo in questo momento di 1 primo e 30 secondi, quindi vedremo anche per quello che riguarda. Li lasciamo andare, li prendiamo, e sono le maglie della Monaco davanti a pilotare il gruppo, davanti hanno un compagno. Ritardo che sale oltre i 2 minuti. Siamo oltre i 2 minuti, ragazzi, 2 minuti, oltre 2 minuti veramente, 2 minuti e 10 il ritardo del gruppo, con le maglie della Monaco, quelle della General Store lì davanti. Altri ringraziamenti della corsa per quello che riguarda i fratelli Morozzi, impianti idraulici e termosanitari, come detto prima, alla Biotraining, alla Onoranze Funebri Chiodini, alla Casa Moderna, al Regno della Tavola di Marcandrei e alla Callegare Ecology Service. Ovviamente queste invece sono le bellissime e suggestive immagini per quello che riguarda Castel San Pietro Terme. Una chicca veramente sui colli bolognesi, tantissime cose da poter vedere, ad esempio le bellissime terme di Castel San Pietro Terme, il parco lungo Sillaro, uno dei posti, il golf club Le Fonti. Però questo è bellissimo veramente, come potete vedere con il drone, vedere quello che è una parte bellissima di questo posto, e anche suggestivo, una bellissima chicca qui. Vediamo che c'è stato l'ok da parte di Rossi e da parte di Baldacci a Rossi. Sì, probabilmente è quello che abbiamo detto prima. Siamo giunti intanto in questo momento, siamo ormai entrati per quello che riguarda sul secondo circuito. Siamo al 72esimo chilometro di gara con il traguardo volante. Vediamo Baldacci che quindi se lo è andato a prendere davanti al compagno di avventura Rossi. C'è un bel accordo tra i due.
il ritardo che superava i 2 minuti in precedenza. Vedremo se il vantaggio si mantiene. Passano ora Wilson e Torrison, ritardo che è un po' sceso leggermente, 1,24, hanno preso poco, 6 secondi sono riusciti a recuperare. Però adesso il percorso, che non prevede dei piattoni romagnoli, ma vede, diciamo, salire la strada leggermente, sarà un circuito, un anello tortuoso questo qui, proprio nel centro di Castel San Pietro Terme, quindi tutta la gente di San Pietro potrà vedere e ammirare i ragazzi in gara, mentre ritardo, quindi abbiamo detto 1,24, occhio alla Zappi, formazione sempre protagonista. Prima raccontavo del fatto che questa è una corsa che può veramente dire tanto, specie nel finale, specie dopo Liano, perché sarà lì lo snodo e il punto cruciale della corsa. E arrivano le maglie di Stefano Roncalli davanti al gruppo. Loro hanno anche Bruno, il siciliano, grande stagione per lui, ma grande stagione per quello che riguarda, vi abbiamo raccontato la vittoria di Marco Manenti al Trofeo Città di Lucca, l'ultima perla, l'8ª per lui, la 16ª in stagione per la formazione di Roncalli, che quest'anno veramente, tra l'altro, la loro forza, no? Non si sapeva se addirittura, no, sembrava non si dovesse fare, quindi è ancora più bella questa favola raccontata così. Davanti a fare adesso l'andatura Mattia Panconi, che sta facendo l'andatura, arrivano anche le maglie, arrivano in blocco le due formazioni probabilmente le più favorite, ovvero le favorite la Opla e la formazione della BS Carrera, che ha Dati e Iacomoni tra le sue fila. Ritardo del gruppo era di 2,40, per ora non hanno recuperato. 82 km di gara percorsi fin qui con Rossi e con Baldacci. Siamo al traguardo volante ormai, Baldacci che sembra intenzionata a far lasciare, quindi a questo punto abbiamo capito che è una cosa 1 per 1. Non fa male a nessuno, lo diciamo noi, perché è così, in effetti ci sembra anche la cosa più giusta, no? Giusto, anche questo sport, ci sono diversi traguardi volanti, non c'è bisogno di fare volate, l'intento è anche quello probabilmente di essere protagonisti, e lo sono assolutamente, lo sono stati fin qui. Altri ringraziamenti della corsa, abbiamo detto prima, al CRIF, alla Conami, questo consorzio di 23 comuni che ovviamente cerca ovviamente di tutelare anche quello che è il territorio, alla SOS Graphics, alla Berardi, alla Natale, alla Callegari, abbiamo detto prima, alla Lem Supermercati, che ha messo a disposizione tutto quello che poi dopo la gara ovviamente ci sarà un piccolo rinfresco, sia atleti, addetti ai lavori, quindi un grande lavoro, e ovviamente alla Cablotech, che dà tutti questi spazi lì, anche per portare avanti la passione che ha portato via chiaramente il suo capofamiglia, ovvero Walter Golfieri, però amava questo sport, e il figlio Massimiliano con la sua ditta Cablotech continua a portarla avanti questa passione. È anche bello, no? Bellissimo veramente vedere questo grande impegno, bisogna ringraziare solo queste persone. Allora, ritardo per quello che riguarda i due, occhio perché recuperano, 1 minuto il ritardo di Wilson e Torrison, occhio veramente a questi due atleti che si stanno portando a 1 minuto il ritardo di Wilson e di Torrison. Due atleti che stanno veramente andando molto molto bene. La Monaco tra l'altro è una di quelle formazioni che si mette sempre in mostra, l'abbiamo vista durante la stagione in diverse gare. Fortunatamente avevano messo temporali, però fortunatamente c'è un sole e si sta veramente bene, perché si sta bene anche a maniche corte in questo momento. Ritardo di un primo preciso, gruppo che recupera sensibilmente, siamo a 1,58 e vediamo anche perché si mettono le due formazioni le più quotate per l'arrivo finale, la BS Carrera Premac dalla Lombardia, la formazione oggi diretta in ammiraglia da Nicoletti, e poi l'altra formazione, quella di Stefano Roncalli, protagoniste in lungo e largo, ultima vittoria, quella del Trofeo Città di Lucca, con Marco Manenti che non è presente qui, non era il suo percorso chiaramente per il velocista bergamasco, ma tra le sue fila atleti come Matteo Regnanti, ma soprattutto un percorso che può andare bene al siciliano Andrea Alfio Bruno e probabilmente anche a Matteo Gialli. Lunga fila indiana, adesso il gruppo 1,58 il ritardo, siamo già al 90° chilometro di gara, sempre con i due protagonisti assoluti veramente, perché dopo l'azione iniziale di Guzzo hanno preso loro la testa.
bisogna fargli veramente gli applausi. Gli atleti della Gragnano, Rossi, Baldacci della ciclistica rostese, li abbiamo nominati tante volte, sono stati protagonisti veramente sin dall'inizio, quindi un grandissimo impegno in questo bellissimo scorcio della centro Italia, di una delle regioni più belle, caratteristiche veramente che ci si può vedere. Tra l'altro, ecco, il ciclismo è anche questo, possiamo dire, no? Perché questa è una gara che noi andando verso, arrivando e poi andando, spostandoci dalla Cablotech in vari posti per fare anche riprese dal drone e tutto il resto, abbiamo visto dei bellissimi paesaggi che sono i colli bolognesi. Poi andando verso la salita di Liano, quella di Castel dei Ronchi, che è quella prima del traguardo del circuito finale, vedi delle bellissime colline, delle vallate bellissime, e vi diciamo una cosa, venite a vederla perché merita sicuramente. Questi posti meritano assolutamente di essere visti, assolutamente, perché sono delle chicche, come anche Castel San Pietro Terme che stiamo vedendo. È un bellissimo posto, quindi venite veramente a visitarlo perché merita. Abbiamo visto passare i due atleti che adesso, occhio, 40 secondi per Wilson e per Torrison, gruppo che mangia ancora 1,08. Siamo intanto tornati al 95esimo chilometro di gara, siamo all'ultimo giro per quello che riguarda gli atleti al comando. Hanno un ritardo, occhio perché sono a 15 secondi Wilson e Torrison stanno per piombare sui due atleti al comando. Sono stanchi, non è una corsa probabilmente per loro, ma comunque ce l'hanno messa tutta. E il gruppo che ha 45 secondi inizia a far dura per loro, si inizia. Però possiamo dire che io mi sento di dare veramente gli applausi a questi due ragazzi. Farei un grandissimo applauso a Gabriele Baldacci della ciclistica rostese, a Gairo Francesco Rossi della Gragnano. Tra l'altro la Gragnano che oggi in ammiraglia, come sempre, non c'era solo il patron Palandri, ma c'era come sempre, la salutiamo, Luciana Gradassi, che abbiamo detto tante volte. Luciana è stata una baluarda del ciclismo, è stata la prima donna probabilmente direttore sportivo di una squadra maschile del ciclismo, quindi salutiamo, come salutiamo anche Carlo, suo marito Carlo Faraoni, lo salutiamo, sappiamo che sicuramente ci starà guardando da casa. E siamo dietro con la coppia che ormai sta per piombare sui due atleti al comando. Molto più brillante la pedalata di Torrison e di Wilson in questo momento. L'atleta inglese della formazione della Zappi, di Flavio Zappi, diretto in ammiraglia da Nicolas Candy, e la formazione da Monaco diretta da Roman Luovi. Si danno cambi regolari, hanno saputo veramente sfruttare bene. Mentre stiamo ancora guardando le operazioni, li vedono, li hanno messi nel mirino ormai, Altro ringraziamento alla corsa, alla Brio Caffè, alla Pirro Sass, alla Piadineria del Chiosco del Laghetto e alla Mario Baroncini, oltre anche alla Ricami 2G e alla Residence Arlecchino. Questi alcuni ringraziamenti alla corsa, oltre ovviamente a quello che abbiamo prima anche in precedenza fatto. Mentre abbiamo detto una corsa nata nel 52, pensate, 53 in realtà, poi fu vinta tra l'altro da Sergio Dal Fiume, atleta di Castel San Pietro Terme. Poi una brutta incidente lo portò via ai suoi cari e nacque la società Sergio Dal Fiume, di cui è presidente Giancarlo Meriga. Abbiamo visto prima il gruppo che sta recuperando veramente tantissimo. Siamo ormai sulla salita di Liano con Torrison che sta facendo il ritmo con Wilson alla sua ruota. Eccoli qui, li stiamo vedendo, ma il gruppo dietro arriva. Il gruppo dietro sta arrivando, ragazzi. Siamo sulla salita di Liano, quella è il primo. Si esce da Castel San Pietro Terme, si va. Questo è il bellissimo scorcio che dicevamo, guardate, bellissimo. Poi quando c'è bel tempo si può ancora di più ammirare questo bellissimo posto. Come dicevamo, loro sono stati protagonisti da inseguitori e adesso sono loro che guidano. Inizia qui la discesa di Liano. Hanno svoltato a destra e adesso la strada è un po' a favore, non subito, ma il gruppo è subito lì dietro. Abbiamo percorso in questo momento 105 km di gara, 20 secondi di ritardo del gruppo che adesso li vede in lontananza, li vede perché in questi lunghi rettilinei li vede. Quindi
è molto difficile per loro riuscire a farcela. Mentre dietro sono le maglie anche del Velo Club Mendrisio che si fanno vedere in questo momento. Gli atleti diretti in ammiraglia da Davide Botta. Si tratta di Roberto Bottaro che sta provando ad uscire dal gruppo. Sta provando ad uscire. Siamo alla termine della discesa. Gli atleti in fuga hanno ripreso un po' la marcia. 40 secondi il loro vantaggio. Adesso si fa vedere anche Kevin Pezzoroso, il figlio d'arte che sta facendo. Arrivano anche le formazioni di Francesco Chicchi. E anche si vede la maglia della Maltinti di Scarselli con Alessio Frius. Esce fuori da un buon momento di forma. È sempre lì, ci gira intorno. Comunque sia una corsa che per lo scalatore della formazione della Maltinti può dire qualcosa per lui. Dietro abbiamo però davanti adesso arrivano le maglie di coloro che hanno vinto l'anno scorso, la Tecnipes in Emilia Romagna, la formazione di Davide Cassani, la formazione diretta in ammiraglia da Francesco Chicchi, e siamo con la salita, con la seconda salita. Se ne va Wilson, il corridore britannico, se ne va sulla salita di Casalecchio dei Conti. Questa è la salita, come abbiamo detto, esplode la corsa dopo Castel San Pietro Terme, esplode in questo momento con Wilson che se ne va, e vediamo che cede di schianto in questo momento dopo più di 110 km abbiamo detto, praticamente cede definitivamente Torrison. Rimane Wilson al comando, il corridore Joseph Wilson della Zappi, come sempre protagonisti gli atleti diretti da Candy in ammiraglia. Ma da dietro, occhio perché vedo una maglia BS, occhio perché sembra la sagoma del vincitore della Firenze-Viareggio. 5 vittorie in stagione per lui, Tommaso Dati della BS Carrera da Camaiore, una stagione incredibile, stagista. Nel mese di agosto è stato anche con la Cofidis per lui che è lanciato, sembra essere, ed è proprio il corridore di Camaiore, Tommaso Dati, vincitore della Firenze-Viareggio. Secondo a Marciana, dietro al compagno di squadra Iacomoni. Dietro sono le maglie della General Store che si fanno vedere. Forza l'andatura ancora Tommaso Dati su questa salita Casalecchio dei Conti, che porterà poi gli atleti sul circuito finale di Varignana per il finale di questo Gran Premio di Varignana. Non ha fatto il vuoto ancora, ma sembra poter gestire la gamba Dati. Mentre dietro provano, Wilson non ha mollato e si fa vedere anche Zumsteg. Dovrebbe essere il corridore svizzero della formazione del Velo Club Mendrisio, protagonista anche al trofeo Città di Lucca. Ottimo momento di forma per lui. Ancora, ed è proprio Zumsteg, il corridore svizzero diretto da Davide Botta, che quindi è rientrato. Si forma in questo momento un terzetto, però Wilson è parecchio affaticato. Infatti sembra, siamo sullo strappo finale di Casalecchio dei Conti, con Zumsteg che sta facendo il ritmo, il gruppo che è lì in fondo tirato dalle maglie della General Store. Ha ceduto anche il corridore della Zappi, ma forza in questo momento il corridore del Velo Club Mendrisio. Questo è lo strappo finale per andare al Gran Premio della Montagna di Casalecchio dei Conti, con davanti a fare l'andatura Zumsteg e dietro di lui Tommaso Dati della BS Carrera Premac, il vincitore, come abbiamo detto più volte, della Firenze-Viareggio, protagonista il 15 di agosto, ma protagonista di un 2025 iniziato al Memorial Tortoli nel mese di maggio, quando trionfò in quella giornata davanti a due maglie Colpack, in due maglie della MBH Bank Ballan CSB Colpack. Si volta, sembra, occhio perché Zumsteg sembra averne per mettere in difficoltà Dati, il corridore del Velo Club Mendrisio. Abbiamo detto aveva dimostrato di avere gamba anche al trofeo Città di Lucca, ma un percorso diverso, non così impegnativo per un corridore come lui che andava forte. Siamo al Gran Premio della Montagna, li andiamo a prendere. Zumsteg passa davanti a Tommaso Dati e poi passa, occhio perché passa George Wood in terza posizione, poi Lonsdale, il vincitore della Piccola Sanremo, che è lì davanti anche lui. Occhio veramente, passano anche via via, passa ora Travella, passa ora Innocenti, via via stanno passando anche gli altri. Le immagini anche dal drone per farvi vedere quello che è stata la selezione che c'è stato in questo momento. Veramente una grandissimo selezione. Questa è la salita, cioè questo abbiamo detto è un percorso duro, perché all'inizio non sembrano, poi dopo si va a Castel San Pietro Terme, circuito lì, ballonato, e già si arriva, quando si arriva qui ragazzi è incredibile. Queste le immagini bellissime del Palazzo di Varignana, il resort di lusso, veramente bellissimo, una bellissima chicca anche questa da
da vedere, è una di quelle bellissimi posti, tra l'altro da vicino a questa gara. Ringraziamento ovviamente allora alla Agrivar, alla CRIF, che abbiamo ricordato più volte, terremotori, queste bellissime le immagini dell'anfiteatro che possiamo vedere, le vigne che sono uno spettacolo, non si può che non ammirare queste bellissime immagini, veramente non possiamo fare altro che rimanere estasiati da queste bellissime immagini che sono state fornite. Mentre siamo ancora con Dati che prova ancora per l'ennesima volta a venire via da quel drappello alle sue spalle. Stiamo andando verso il circuito di Varignana, praticamente quel circuito finale sta andando veramente forte. È un 2025, il discorso che ho fatto permanenti lo faccio per Dati. Si merita un'occasione, se non subito in una squadra professionista, quindi professional comunque sia, si merita l'occasione in una development, se la merita di dire proviamoci. Quella che è l'occasione che è stata data a Zamperini con l'Archea sembra sia giusto se la meriti anche loro. E dietro è sempre Zoomstag che si muove all'inseguimento, il corridore, eccolo lì che vediamo. Zoomstag, stiamo iniziando il circuito, siamo in zona arrivo con il passaggio in questo momento per il corridore di Camaiore, il toscano Tommaso Dati, che quindi sta prendendo veramente sta facendo il bello e il cattivo tempo in questo momento, perché mi sembra che la gamba sia buona, stia solo controllando. Vediamo dietro chi sta arrivando. Altra maglia BS potrebbe essere quella di Iacomoni, anche lui esce fuori. Questo è il drappello, vedremo se si ricompatteranno gli atleti al comando. Abbiamo detto 120 i chilometri fatti in questo momento, percorsi. Ed eccolo qui, si forma un drappello di corridori che stiamo vedendo molto molto folto. Noi cerchiamo ovviamente di dire e di farvi anche presente di chi si tratta. Allora, mentre questo che stiamo vedendo è Cattani che supera adesso Travella, poi Bruno, questo è Iacomoni, stavo provando a venire via con Zoomstag, e ancora niente da fare, Tommaso Dati è scatenato oggi, è scatenato, e quando decide di accendere il gas è difficile reggergli la ruota per il corridore della BS Carrera Premac. Sta andando veramente molto molto forte, ma come tutta la stagione, abbiamo detto, è iniziato al Memorial Tortoli, dove aveva trionfato battendo due maglie della formazione della MBH Bank Ballan, CSB Colpack. Ancora Dati in quel drappello dietro, che stanno arrivando alle sue spalle. Abbiamo percorso veramente più di 120 km, quindi siamo nel finale di questa corsa. Eccolo qui il drappello, e noi vi facciamo anche quello che è un po' la situazione. Drappello che, oltre a Dati, che ovviamente dovrebbe essere stato ripreso da questo drappello, con lui ci sono anche Kevin Pezzorosola della formazione della General Store, poi Gialli della formazione della Timopla Tessiore per quello che arriva dalla Monaco, poi Toselli della Team Technipes Lonsdale della ciclistica rostese, poi c'è Wood della formazione della Zappi, Vanoni della Mendrisio, Fede della Beltrami, poi abbiamo Basaraba della formazione della Monaco, Frius e Innocenti della Maltinti, Drey, sempre Beltrami. Poi abbiamo Favretto della Solme Olmo, Cattani della Tecnipes, Travella della Mendrisio, Bruno sempre della Opla, Iacomoni, compagno di squadra di Dati, e Zoomstag per quello che riguarda la Mendrisio. Abbiamo detto prima che c'era anche Innocenti. Questo è il drappello sulla testa della corsa. Insomma, si è formato un bellissimo bellissimo drappello. Abbiamo detto prima, insomma, non è facile adesso capire quello che potrà succedere in questo finale di gara, perché è un finale che ci regalerà grandissime emozioni, sono sicuro. Di questo sono sicuro. Infatti muovono le carte subito le maglie della Technipes, qualcuno ha un corridore solo, chi ne ha tre, ad esempio la Mendrisio ne ha tre, ad esempio, perché oltre a Zoomstag c'è Vanoni e Travella, ed è il campione italiano della categoria allievi di qualche anno fa, ovvero Ivan Toselli, il laziale Ivan Toselli. Con lui vengono via Zoomstag e poi
Chi c'è lì? Maglia della BS Carrera, non lo dico più. Tommaso Dati, il corridore di Camaiore, che di nuovo è lì. Io l'ho detto, ha una facilità di rientro incredibile. Ha una facilità di rientro incredibile. Cioè, sembra veramente poter controllare ogni scatto come niente. Ecco perché dicono il motivo per cui lui si merita un'occasione. Perché lo vedi, in questo caso dimostra di avere una condizione, ma soprattutto una conduzione di gara che gli permette di fare, non come gli pare, intendiamoci, però di saper leggere in anticipo e di avere anche le gambe di poterlo fare. Poi uno può dire quello che vuole, però probabilmente merita di potersi cimentare con altre realtà e magari anche di poter crescere. Qui siamo con Zumsteg che sta provando a venire via in questo momento, il corridore davanti a lui, un altro corridore. Siamo veramente nel finale di questo quinto Gran Premio Varignana. Abbiamo ringraziato veramente tutti, dall'amministrazione comunale a quello che riguarda i vari sostenitori di questa corsa. Vedremo come andrà a finire, perché stanno veramente andando forte. Vedremo quello che sarà. Ricordiamo sempre che questo non è solo il quinto Gran Premio Varignana, ma si ricorda anche Walter Golfieri con il trofeo Cablotech Memorial Walter Golfieri, il trofeo SD Sergio Dal Fiume 1952. Seguiamo sempre in questa discesa che comunque sia anche qui ha il suo da fare Zumsteg, due atleti, Toselli e Tommaso Dati, con Zumsteg alle loro spalle. Sta per arrivare e si sta per formare anche un terzetto sulla testa della corsa. Occhio veramente. Siamo ai 2 km dal passaggio, eccoli qui. Non è Toselli, non era Toselli, ci siamo perché eravamo rimasti con Toselli, quindi pensavamo che era lui. Si tratta di Luca Bagnara. Luca Bagnara, il corridore che è davanti. Occhio perché è un corridore emiliano, quindi profeta in patria, e occhio perché la Tecnipace viene dalla vittoria e soprattutto dal dominio dello scorso anno, perché l'anno scorso la Tecnipace di Francesco Chicchi dominò quella gara, però bisogna anche dire che la vinse bene e soprattutto fu felice perché avevamo visto le lacrime di dispiacere di Anzaloni a Corsanico e lì furono le lacrime di gioia per la vittoria veramente. Poi ci fu una battuta che giustamente mi disse: non venire più, mi disse Emanuele, alle corse, perché una volta ho fatto secondo, adesso ho vinto, adesso basta. E aveva fatto terzo in un'altra occasione, in un'altra gara a Firenze Viareggio. Ci fu questa piccola battuta tra me e lui. E intanto occhio perché sta venendo via anche George Wood, occhio, ricordiamo Wood che qualche anno fa trionfò a Santa Croce nel Cuoio e Pelli, il Gran Premio Cuoio e Pelli, che all'epoca era ancora under 23, Elite Under 23, e trionfò in quella volata ristretta dove aveva il compagno di squadra che lavorò tantissimo per lui e lui riuscì a vincere. George Wood, ve l'avevamo raccontato quel giorno, sta rientrando e si sta formando un quartetto, quindi Bagnara, con lui viaggia il corridore che abbiamo detto in precedenza, Dati, Zumsteg, e rientra anche il corridore britannico della formazione della Zappi Racing Team. Siamo veramente ormai nel finale, siamo al suono della campana ormai, suono della campana con i 4. George Wood è rientrato ufficialmente, siamo al passaggio, eccolo qui, li vediamo passare. Suono della campana, inizia l'ultima tornata per questo quinto Gran Premio di Varignana. Passano ora Travella con Cattani, poi Favretto che sta passando in questo momento con altri corridori, passa ora Fede, via via tutti gli altri, dovrebbe essere Tessiore, poi passa ora Bruno con Gialli, Frius è passato in questo momento con Kevin Pezzorosola, via via stanno passando tutti gli altri. Dovrebbe essere Drey l'atleta che sta passando ora, il corridore della Beltrami, ma siamo qui davanti perché i giochi si fanno qui davanti, siamo tornati davanti perché adesso bisogna stare davanti per capire chi si aggiudicherà questa corsa, che è sempre un finale, regala sempre un finale emozionante. Occhio perché da dietro sta arrivando come una furia il duo composto da Travella,
primo anno in categoria. Il prossimo anno, abbiamo detto, cambierà casacca il corridore del Velo Club Mendrisio. Primo anno in categoria, un finale di stagione importante per lui, corridore che proveniva dal bacino della Paul Cantù GB Team. 2 km, 2000 metri alla conclusione di questo quinto Gran Premio Varignana organizzato dalla SC Dal Fiume, mentre siamo dietro con altri corridori che stanno cercando di inseguire, ma possiamo dire che sono davanti. Eccoli qui, adesso la Tech di Pace si è riproposta con 2 maglie davanti. Wood è da solo, dati uguale, e adesso occhio alla formazione di Chicchi, perché è chiaro che adesso prova a sfruttare il gioco forza, e abbiamo visto, eccolo lì, Francesco Chicchi incitare i suoi ragazzi, eccoli lì, il campione del mondo tra i dilettanti a Zolder nel 2002, trionfò, poi velocista nelle categorie professionisti con diverse formazioni. Eccoli qui, adesso anche i compagni di squadra di George Wood ad incitare il corridore che aveva trionfato qualche anno fa, 2 anni fa, al Gran Premio Cuoio e Pelli. Fu la prima vittoria di uno straniero, no, la prima vittoria in realtà, la prima in susseguirsi, prima lui, poi l'anno dopo fu Thomas Main a vincere l'anno dopo. Occhio, perché da dietro stanno per rientrare altri atleti, perché ci si controlla, anche perché 2 sono della Mendrisio, 2 sono della Cosa, dovevano tirare a diritto, ma stanno rientrando. Però potrebbe esserci anche un vantaggio, perché ci sembra di vedere Iacomoni. Dovrebbe essere il corridore dell'ABS, dovrebbe essere Iacomoni, poi dovrebbe rientrare anche Fede, il corridore lì davanti della Beltrami, potrebbe essere lui. Dovrebbe essere Gabriele Fede, potrebbe rientrare un'altra maglia che potrebbe essere quella di Vanoni, e potrebbe esserci anche Favretto. Però siamo di nuovo lì e vediamo chi riuscirà. Si muove Zumsteg in questo momento, sale la strada e il corridore svizzero riporta davanti per fare ritmo. Vediamo quello che succederà in questo finale. Chiaramente, ricordiamo, Flamme Rouge, ultimo chilometro, si decide qui il Gran Premio di Varignana. Gran Premio Varignana, quinta edizione, si deciderà tutto qui. Dopo si deciderà qui, vedremo chi si aggiudicherà questa gara, vedremo anche Dati. Chiaramente tra questi, se viene da dare un nome, il nome è quello di Tommaso Dati, è il favorito numero 1 in questo drappello, ma occhio, perché bisogna stare veramente molto attenti. Le energie sono state spese tante, è un percorso infimo, veramente è difficile da interpretare. Adesso tocca stare attenti, con Nicola Stravella a fare l'andatura davanti, probabilmente per pilotare al meglio Zumsteg della formazione della Mendrisio. Si è riformato un quintetto, forza ancora l'andatura il corridore della Mendrisio. Occhio a Dati che sembra voler partire, è ancora presto. Qui c'è la discesa, qui si inizia a salire, adesso inizia la strada a salire, velocissimo Tommaso Dati, prende la velocità in questo momento, il corridore di Camaiore che esce fuori a doppia velocità rispetto agli altri, già in testa il corridore della BS Carrera Premac, 5 vittorie in stagione per lui, li prenderemo dal davanti, è davanti Tommaso Dati, prova la rimonta, George Wood, Dati Wood, ma è il corridore di Camaiore, 6ª vittoria stagionale per Tommaso Dati, 6ª vittoria dopo il 15 d'agosto in casa in Versilia, aveva trionfato, si prende la 6ª vittoria stagionale a Varignana. Tommaso Dati avanti a George Wood e a Nicola Zumsteg, poi Travella, poi Kluczewski, poi Bagnara, Vanoni, Fede, Favretto e Cattani. Questi sono i primi 10, sta arrivando ora uno stanchissimo Andrea Innocenti, gli facciamo veramente applausi anche per lui. Stanno arrivando via via tutti gli altri, arriva ora Ivan Toselli, protagonista probabilmente in aiuto dei suoi compagni di squadra, arriva ora Frius. Noi con queste immagini vi lasciamo alle interviste. Tommaso Dati su Wood e Zumsteg, questo il quinto Gran Premio. Tommaso Dati, ennesima dimostrazione di un 2025 da 10 e lode, manca veramente poco, oggi corsa dura ma nel finale eri lì. Sì, oggi ho cercato di fare qualcosa di diverso, sapevo che lo strop prima del circuito era molto duro anche se non l'avevo mai fatto, e il circuito finale sicuramente era molto esigente, ho voluto provare a portare via un gruppetto più piccolo possibile, semmai con i corridori più forti per poi andare all'arrivo. In realtà alla fine sono rimasto da solo, ho fatto un po' una mossa azzardata, ma alla fine erano tutti, diciamo, cotti come me e è andata bene nella volata finale. Ecco, è stata
Sentiamo un po' il tifo, però dobbiamo dire che è stato un 2025, abbiamo detto, importante. L'ultima in Toscana, nella tua Versilia, la vittoria. Ti chiedo, dopo questo 2025, una speranza in più per quello che è il sogno del professionismo? E sai, il professionismo è molto difficile, soprattutto in questi ultimi tempi, e niente, io ci spero sempre, ma come andrà, ecco, io sono contento lo stesso. George Wood, Zappi Racing Team. George Wood, Zappi Racing Team, una buona gara per te quest'oggi, seconda piazza contro un Tommaso Dati molto forte e duro da affrontare quest'oggi. I'm happy Sì, with that. beh, in effetti Tommaso è stato veramente duro da affrontare, ha vinto molto quest'anno, però un secondo posto buono. Martedì ci sarà il Gran Premio Ruota d'Oro, la Ruota d'Oro, gara internazionale, sarai al via in quella gara? No, il mio 2025 finisce qui, Troppo vecchio sono, ma... sarò domani al via del Giro dell'Emilia. L'Italia ti porta fortuna, 2 anni fa avevi trionfato a Santa Croce nel Gran Premio, lì a Santa Croce, ti piace l'Italia? Sì, mi piace l'Italia, mi piace le corse di settembre, agosto, ottobre, mi piacciono molto. Grazie mille. Nicola Zumsteg, Mendrisio. Nicola Zumzeg del Velo Club Mendrisio, un periodo molto buono per te, protagonista al Città di Lucca e oggi questo terzo posto a dimostrazione di questo periodo. Sì, beh, è un buon periodo veramente per me, sta andando veramente molto bene. Oggi ho consumato un po' di energia forse lungo la strada, però spero che questo periodo possa ancora continuare. Un finale veramente duro e difficile con 2 salite, 2 Gran Premi della montagna, è molto impegnativo. Sì, un finale molto duro, molto combattuto, però penso di aver fatto una buona gara. Con Massimiliano Golfieri, titolare della ditta Cablotech, ogni anno si rinnova questo binomio con questa corsa che ricorda anche il papà Walter, che ovviamente amava tantissimo le due ruote e il ciclismo, un grande impegno per voi che comunque lo portate avanti con grande passione. Sì, penso che il nostro babbo sarebbe contento di questo, e un grazie di cuore a tutti quelli che hanno reso fruibile la manifestazione anche quest'anno, e spero che si possa ripetere anche il prossimo anno. Grazie di cuore a tutti. Siamo con il presidente della Sergio del Fiume 1952, Giancarlo Merighi, siamo giunti alla fine di questo ennesimo appuntamento con il Gran Premio Varignana, tanti atleti partenti, un degno vincitore. La pioggia che arriva un po' ora, però fortunatamente durante la corsa è andato tutto bene. Sì, possiamo dichiararci fortunati perché ci ha assistito la stagione, proprio in questo momento sta iniziando a piovere, però ormai siamo alla premiazione e quindi direi che la manifestazione si sia svolta nel miglior modo possibile. Ecco, quindi. Un ricordo sempre vivo anche di quello che era Walter Golfieri, con la sua famiglia sempre presente, possiamo dire veramente una famiglia che continua la tradizione che avrebbe voluto anche lui. Io li ringrazio ancora una volta, e soprattutto perché sono anche amici, e li ringrazio infinitamente per la loro disponibilità e per la loro disponibilità soprattutto ad ospitarci e con l'impegno che ci danno, perché renderci disponibili tutti i locali per diversi giorni è grande cosa. Li ringrazio di nuovo. Matteo Pesci della Biotraining, ormai da tantissimi anni vicino al ciclismo, a questa manifestazione che è anche il Gran Premio di Varignana, una grandissima edizione anche quest'oggi, vi potete anche ritenere soddisfatti? Sì, siamo veramente molto soddisfatti perché la gara è stata di altissimo livello, con la fuga iniziale sono andati veramente forte e poi dopo hanno chiuso veramente forte. Adesso il livello è alto nella categoria e anche chi arriva più dietro in 40esima e 50esima posizione sale molto forte. Ai miei tempi salivamo più piano, quelli più indietro. Però veramente una competizione di altissimo livello abbiamo creato già da 5 anni a questa parte e siamo orgogliosissimi di questo. Peccato le 2 gocce finali, però la corsa è andata bene, diciamo, sono stati sempre sotto il sole, quindi
Siamo tanto orgogliosi, ringraziamo l'amministrazione comunale, gli sponsor, Konami e tutti gli altri sponsor, la Cablotech della manifestazione per riuscire a portare avanti un evento del genere anche in questi momenti più difficili, ecco, diciamo. Un percorso che dopo i primi giri pianeggianti prevede 2 Gran Premi a montagna, è lì lo snodo probabilmente di questa corsa? Sì, certamente, c'è la parte in pianura, comunque non è semplice perché è anche un po' tortuoso, i giri di Castel San Pietro, quindi è difficile, quindi arrivano sotto le salite che già hanno speso, dopo Liano la Fan è una salita più leggera, Casalecchio dei Conti è il trampolino di lancio per entrare dentro il circuito di Varignano, una salita corta ma durissima, e l'ho provata ieri giusto per testarla anch'io, e il finale è stato veramente bello, perché poi logico che chi entra davanti al circuito di Varignano dopo si gioca la corsa, ecco.